Pace del Signore, fratelli, sorelle, simpatizzanti, amici cari delle comunità di Vittorio Veneto e Pieve di Cadore, e non solo, anche a tutti i nostri fratelli e sorelle in Cristo che ci seguono. Gloria a Dio. È bello ritrovarsi insieme, anche se virtualmente, al di là delle difficoltà oggettive, delle circostanze, della realtà che viviamo, dovuta a questa epidemia, vogliamo essere comunque ottimisti al di là appunto delle difficoltà, guardare al lato positivo delle cose. C'è sempre un lato positivo. Innanzitutto io vedo che comunque siamo più vicini alla parola. In questo momento, stando in famiglia, non si può uscire, e quindi siamo anche incoraggiati di più. Anch'io cerco di incoraggiarvi, di incoraggiarmi. Ci incoraggiamo a rivolgerci più spesso alla parola del Signore, a pregare il Signore, a celebrare un culto in famiglia, a condividere insieme le nostre esperienze anche che facciamo in casa, in famiglia, invocando il nome del Signore, ecco, con le testimonianze, con i vari mezzi social. Gloria a Dio anche per questo, è un modo per mantenerci vivi nel Signore. Alleluia, perché anche se i locali di culto sono chiusi, la Chiesa non è chiusa, non può rimanere chiusa, perché la Chiesa siamo io e voi, siamo noi tutti insieme, noi siamo la Chiesa del Signore. La Chiesa non è l'edificio. Cari amici, cari fratelli e sorelle, gloria a Dio. La Chiesa siamo noi, ognuno di noi è un mattone di questa Chiesa, alleluia, che è la sposa di Cristo, la colonna e il sostegno della verità qui in questo mondo, la Chiesa che ha il compito di annunciare l'Evangelo, di testimoniare, la Chiesa che ha il compito di accogliere quanti vogliono avvicinarsi a Cristo Gesù, il Signore. Bene, detto questo, come introduzione, io ho in cuore veramente di condividere con voi una bella storia scritta nella parola di Dio, nella Bibbia, in un libro storico del Vecchio Testamento. In Seconda Cronache, capitolo 33, si parla della storia dell'esperienza spirituale di un re di Giuda di nome Manasse. Vogliamo leggerlo insieme, Seconda Cronache, capitolo 33, dal primo verso, leggeremo fino al verso 20, sono versi 20, sono sì, 20 versi, gloria a Dio. Vogliate ascoltare e meditare insieme a noi, meditiamo insieme questo passo della parola. Dio sia lodato. Manasse aveva 12 anni quando cominciò a regnare e regnò 55 anni a Gerusalemme. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, seguendo le abominazioni delle nazioni che il Signore aveva scacciate davanti ai figli di Israele. Ricostruì gli atti luoghi che Ezechia suo padre aveva demoliti, eresse altari ai Baali, fece degli idoli di Astarte e adorò tutto l'esercito del cielo e lo servì. Costruì pure altari ad altri dei nella casa del Signore, riguardo alla quale il Signore aveva detto: in Gerusalemme sarà per sempre il mio nome. Costruì altari a tutto l'esercito del cielo nei due cortili della casa del Signore, fece passare i suoi figli per il fuoco nella valle di Ben Hinnom. Si diede alla magia e agli incantesimi, alla stregoneria, e istituì degli evocatori di spiriti e degli indovini. Si abbandonò completamente a fare ciò che è male agli occhi del Signore, provocando la sua ira. Mise l'immagine scolpita dell'idolo che aveva fatto nella casa di Dio, riguardo alla quale Dio aveva detto a Davide e a suo figlio Salomone: in questa casa e a Gerusalemme, che io ho scelta fra tutte le tribù di Israele, porrò il mio nome per sempre.
e farò in modo che Israele non muova più il piede dal paese che ho assegnato ai vostri padri, purché essi abbiano cura di mettere in pratica tutto quello che ho loro comandato, cioè tutta la legge, i precetti e le prescrizioni dati per mezzo di Mosè. Ma Manasse indusse Giuda e gli abitanti di Gerusalemme a sviarsi e a far peggio delle nazioni che il Signore aveva distrutte davanti ai figli di Israele. Il Signore parlò a Manasse e al suo popolo, ma essi non ne tennero conto. Allora il Signore fece venire contro di loro i capi dell'esercito del re d'Assiria, che catturarono Manasse con uncini e legatolo con una doppia catena di bronzo lo portarono a Babilonia. E quando egli fu angosciato, implorò il Signore suo Dio e si umiliò profondamente davanti al Dio dei suoi padri. A lui rivolse le sue preghiere e Dio si arrese ad esse, esaudì le sue suppliche e lo ricondusse a Gerusalemme nel suo regno. Allora Manasse riconobbe che il Signore è Dio. Dopo questo Manasse costruì fuori della città di Davide a occidente verso Ghion, nella valle, un muro che si prolungava fino alla porta dei pesci. Lo fece girare attorno a Ofel e lo tirò su a grande altezza e pose dei capi militari in tutte le città fortificate di Giuda. Tolse dalla casa del Signore gli dei stranieri e l'idolo, abbatté tutti gli altari che aveva costruiti sul monte della casa del Signore e a Gerusalemme e gettò tutto fuori dalla città. Poi ristabilì l'altare del Signore e vi offrì sopra dei sacrifici di riconoscenza e di ringraziamento e ordinò a Giuda che servisse il Signore Dio di Israele. Tuttavia il popolo continuava a offrire sacrifici sugli alti luoghi, però soltanto al Signore, al suo Dio. Il rimanente delle azioni di Manasse, la preghiera che rivolse al suo Dio e le parole che i veggenti gli rivolsero nel nome del Signore, Dio di Israele, sono scritte nella storia del re di Israele. E la sua preghiera, e come Dio si arrese ad essa, tutti i suoi peccati e tutte le sue infedeltà, le località dove costruì gli alti luoghi e pose degli idoli di Astarte e delle immagini scolpite prima che si fosse umiliato, sono cose scritte nel libro di Osai. Poi Manasse si addormentò con i suoi padri e fu sepolto in casa sua, e Amon, suo figlio, regnò al suo posto. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore è una bella storia di conversione. È una storia che riguarda questo giovane re. A 12 anni fu chiamato a regnare sul regno di Giuda. Era molto giovane, ragazzino, e subito leggiamo nella parola, nel brano che abbiamo condiviso, abbiamo letto insieme al versetto 2, egli fece ciò che è male agli occhi del Signore. La storia dei re di Giuda e di Israele è caratterizzata proprio da questo susseguirsi di esperienze, a volte positive nel Signore, a volte negative. Non tutti i figli succeduti nel trono ai propri genitori hanno seguito pienamente quello che è l'insegnamento ricevuto, quindi servire il Signore, essere consapevoli di essere capi di Stato, sì, ma essere in quel posto perché Dio li aveva voluti lì. Difatti leggiamo del padre, credo sia Ezechia, che invece al capitolo 29 dice: Ezechia aveva 25 anni quando cominciò a regnare e regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abia, figlia di Zaccaria, e egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, proprio come aveva fatto Davide, suo padre. Vedete, quindi Ezechia ha servito il Signore fedelmente, con tutti i limiti che poteva avere, in quanto uomo. Sicuramente non era stato perfetto. Leggendo anzi la storia scoprirete anche le sue imperfezioni, ma sicuramente il proprio cuore era rivolto a Dio. Non così invece Manasse. Questo giovane fece ciò che è male agli occhi del Signore, seguendo le abominazioni delle nazioni che il Signore aveva scacciate davanti ai figli di Israele. Quindi seguì
quello che era l'andazzo, il modo di vivere delle nazioni vicine che non conoscevano il Signore, anzi rinnegavano Dio. E questo giovane si diede proprio a seguire tutto ciò che dispiaceva a Dio. Addirittura eresse altari ai Baali, agli idoli, adorò tutto l'esercito del cielo e lo servì, rinnegò Dio in tutto, costruì altari agli altri dei, si diede alla magia, agli incantesimi, alla stregoneria, sono cose che Dio odia. Trattò il tempio di Dio come un tempio di un idolo. Fece entrare nel tempio del Signore, nella casa del Signore, gli idoli dei Baali. Successe qualcosa nella vita di questo giovane. E tutto quello che accade, fratelli e sorelle, nella nostra vita è solo conseguenza delle nostre azioni. A volte il Signore ci scuote e abbiamo bisogno di essere scossi, di riconoscere che Lui è Dio. Noi siamo Suoi. Lui è il Creatore, noi siamo le creature. Lui è l'immenso e noi siamo piccoli, finiti. Dio ci ha amati e ci ama ancora, ma spesso come uomini lo dimentichiamo. Non riusciamo a rivolgere a Lui tutte le attenzioni che Lui ci richiede e che merita, in quanto Dio e in quanto Salvatore nostro. Il Signore parlò a Manasse e al suo popolo, leggiamo al versetto 10, ma essi non ne tennero conto. Prima di agire il Signore nei confronti di Manasse in un modo duro, permettendo alla Siria di catturarlo, quindi ai nemici, di avere il sopravvento su Giuda e quindi anche sul proprio re, Dio parlò a Manasse. Questa parola fu una parola di avvertimento, una parola che voleva richiamare Manasse a riconsiderare il proprio agire, a valutare le proprie azioni e le proprie scelte. Fratelli, sorelle, a volte non teniamo conto della parola che ascoltiamo. A volte non teniamo conto degli avvertimenti che Dio rivolge a ciascuno di noi, alla nostra vita, al nostro cuore, e continuiamo a camminare in un modo che dispiace a Dio. Vogliamo tenere conto della parola di Dio. Vogliamo avere rispetto profondo per la parola di Dio, perché non è parola d'uomo, è parola di Dio. E abbiamo letto che il popolo e Manasse stesso non tenne conto della parola di Dio. Allora il Signore fece venire contro di loro i capi dell'esercito del re d'Assiria, che catturarono Manasse con uncini e legatolo con una doppia catena di bronzo lo portarono a Babilonia. Vedete, la disubbidienza, non tener conto della parola di Dio, produce nella nostra vita solo dei legami con il peccato, dei legami con qualcosa che ci tiene prigionieri. E non riusciremo mai a liberarci da questi legami se Dio non interviene nella nostra vita. Ecco, Manasse si trovò ad un certo punto angosciato, prigioniero, si trovò legato, e a volte la nostra vita si trova legata
al peccato, si trova legata a ciò che il diavolo fa avvicinare nella nostra vita per distruggerci, per annientarci del tutto. Ma vedete, quando fu angosciato, Manasse si ricordò del Signore, implorò il Signore. A volte è necessaria l'afflizione, ciò che Dio permette a volte è necessario. Per questo io dico che questo tempo non è proprio da considerare deleterio per la Chiesa del Signore, per l'umanità. Certo, molti stanno venendo meno. Alleluia, molti stanno perdendo la vita. Gloria al Signore, ma sicuramente la Chiesa sta ritornando a riflettere. I credenti, tutti i credenti, stiamo ritornando a riflettere. I simpatizzanti, coloro i quali si simpatizzano per l'Evangelo, ma ancora non hanno preso una decisione, stanno riflettendo. A proposito per chi è ancora simpatizzante dopo tanti anni, non rimanere simpatizzante ancora, ma prendi una decisione. Scegli per Cristo o scegli di non servire Cristo. Non pensare che nel mezzo, stando nel mezzo, si stia bene. Non lo pensare. Scegli per Cristo. Fai una decisione, sii coraggioso. Riconosci che il Signore Gesù ha dato la sua vita per te. Quindi fai una decisione. Da tanto tempo forse che ascolti prediche, leggi la parola di Dio, ma in fondo, profondamente, non hai ancora preso una decisione veramente profonda e coerente di dare la tua vita a Cristo Gesù il Signore. Fallo. Vedi tutto quello che accade? Rifletti, consideriamo insieme ciò che accade. Vogliamo mettere al sicuro la nostra vita. Vogliamo accettare l'eternità che Cristo ci offre. Avere Gesù è avere vita eterna. Cioè continuare ad esistere anche dopo la vita terrena, anche se questa vita terrena cesserà, noi saremo per l'eternità con il Signore, alla presenza di Dio per l'eternità. Non la nostra carne, non il nostro fisico. La nostra parte di vita spirituale che abbiamo dentro, l'anima. Alleluia. Staremo con il Signore per l'eternità. Quindi rifletti su questo, su quello che è la tua condotta, sulle scelte che stai facendo. Se da un lato sei per il Signore, dall'altro non hai il coraggio di dichiararlo. Alleluia. Se da un lato sai cosa Dio chiede a te, dall'altro ancora la tua vita è legata da cose che magari nessuno sa, nessuno vede, ma sei come chi non conosce il Signore. Prendi una decisione oggi, ora, in questo momento. Alleluia. Fu angosciato Manasse, ritornando al testo, e implorò il Signore suo Dio e si umiliò profondamente davanti al Dio dei suoi padri. Questo bisogna fare. Non importa quello che hai fatto e sei stato fino a questo momento, ma se ora tu prendi una decisione per il Signore, rivolgi il tuo cuore al Signore, imploralo. Apri il tuo cuore al Signore, cercalo, cerca la sua faccia, cerca la sua presenza, e Dio non terrà conto dei tuoi errori, ma sarà lì ad ascoltarti, perché Egli guarda profondamente e sinceramente al cuore, ai sentimenti del cuore umano. A Lui rivolse le sue preghiere. E leggiamo: Dio si arrese ad esse, Dio si è arreso alle preghiere di quell'uomo. Peccatore, aveva rinnegato Dio, aveva profanato il Tempio di Dio. Eppure, leggiamo, Dio si arrese
a quell'uomo, così che ai nostri occhi potremmo definire un uomo cattivo, scellerato, non meritevole di nessuna grazia, di nessun perdono. Eppure Dio si arrese alle sue preghiere, perché implorò il Signore sinceramente, si pentì. A lui rivolse le sue preghiere e Dio si arrese ad esse, esaudì le sue suppliche, lo liberò, lo ricondusse di nuovo a Gerusalemme, sì, sì, fratelli e sorelle, perché Dio è potente a liberare. Dio è potente a liberarci, a guarirci, a spezzare le catene che ci tengono legati. Gloria al Signore. Si ritrovò di nuovo a Gerusalemme. Alleluia, qualcosa cambiò dentro di lui. Dopo questo Manasse costruì fuori dalla città di Davide a occidente verso Ghione nella valle un muro che si prolungava fino alla porta dei pesci. Lo fece girare attorno a Ofel e lo tirò su a grande altezza e pose dei militari in tutte le città fortificate di Giuda. Prima Giuda fu aperta fino a quel momento alle nazioni esterne, facendo entrare gli usi, i costumi e le divinità di quei paesi pagani, possiamo definirli. E ciò che era fuori Giuda entrò dentro Giuda. Ma da quel momento Manasse capì che doveva alzare dei muri alti. Sì, fratelli e sorelle, dobbiamo separarci dal mondo, Dobbiamo alzare dei muri anche noi. Facendo parte di questo mondo, noi non apparteniamo a questo mondo. Noi apparteniamo a Cristo Gesù il Signore. Alleluia, questo mondo non è per noi. Alleluia, per noi è il cielo, perché così ci ha promesso il Signore Gesù. Quindi, vedete, Manasse costruì queste mura, alleluia, pose anche dei militari lì a sorvegliare quelle mura, quindi sorvegliamo, Stiamo attenti, stiamo svegli, perché facilmente ciò che è esterno a noi, alla vita spirituale, ciò che è esterno all'amore di Dio, alla grazia di Dio, alla cristianità, può entrare dentro di noi. Quindi alziamo queste mura. Alleluia, proteggiamoci e chiediamo protezione al Signore. Ristabilì l'altare del Signore. Ciò che aveva profanato lo aveva anche ristabilito. Aveva ancora una volta ristabilito ciò che era il culto all'unico solo e vero Dio, e ordinò a tutto Giuda che servisse al Signore. Però, anche se questa sua trasformazione, questa sua conversione è stata positiva, leggiamo al versetto 17, tuttavia il popolo continuava a offrire sacrifici sugli alti luoghi. Sugli alti luoghi si offrivano dei sacrifici ai Baali. Il popolo continuava lì agli alti luoghi a offrire dei sacrifici, però soltanto al Signore, al suo Dio. A me non c'era questo di positivo, però certe abitudini sono difficili a morire. Gloria al Signore. Poi è scritto che il rimanente delle azioni di Manasse, la preghiera che rivolse al suo Dio. Io vi confesso che io sono molto curioso di conoscere la preghiera di quest'uomo, Manasse, questa preghiera così che ha toccato Dio, tanto da arrendersi. Dio si è arreso alla preghiera di quest'uomo. Ecco, poi è scritto che tutto ciò che non è ancora descritto in questo capitolo si può trovare in un altro libro storico che non fa parte del canone biblico, il libro di Osai. Gloria al Signore. Poi Manasse si addormentò con i suoi padri e fu sepolto a casa sua. Manasse, la storia di quest'uomo, la sua conversione ci invita a considerare veramente la nostra vita, e se riconosciamo di aver bisogno anche noi di convertirci, di ritornare al Signore, di ritornare ai piedi del Signore, bene, facciamolo, perché certamente il Signore ascolterà la nostra preghiera. Gloria a Dio. Vi invito un attimo a chinare il capo con me. Vogliamo pregare il Signore. Alleluia, gloria al tuo nome. Signore, noi vogliamo ringraziarti per questa parola, Signore. Grazie per quanto abbiamo letto, Signore. Grazie per quanto ci hai dato modo ancora di comprendere, Signore. Ma ancora ti voglio pregare per quanti ascoltano.
per quanti hanno ascoltato. Ti prego, dal profondo del cuore tocca i cuori, o Signore. Alleluia. Fa che molti possano ritornare a te e convertirsi, Signore, in questo tempo difficile, in questo tempo dove imperversa questa epidemia, questa malattia, Signore, possa essere tempo di riflessione, è tempo ancora che la tua grazia si manifesti, Signore. Ti preghiamo, guarisci, Signore, da questa malattia, guarisci dal peccato. Signore, risuscita i morti, Signore Padre. Alleluia, morti spirituali. Alleluia. Questo ti chiediamo, Padre nostro, di benedire ancora questo tempo. Alleluia, certamente tu hai un piano ancora per noi, per la tua Chiesa. Gloria a Gesù. Padre nostro, ti vogliamo dire grazie. Grazie per il tuo amore e la tua fedeltà. Proteggi la tua Chiesa. Ti preghiamo per quanti sono stati contagiati, per quanti hanno perso dei cari. Signore, stendi la tua mano, consola i cuori, guarisci, Signore. Ti preghiamo per coloro che sono in prima linea, per i sanitari, le forze dell'ordine. Signore, guida tu il governo, Signore, guida tu ogni cosa, ogni istituzione, oh Signore. Ma sopra ad ogni altra cosa, Signore, benedici la tua Chiesa, Signore. Benedici la tua parola anche in questo tempo. Fa che si possa diffondere, Signore. Alleluia, e produrre l'effetto per cui tu l'hai mandata, Signore. Alleluia. Signore, vogliamo ringraziarti e nel nome di Gesù ti chiediamo ogni cosa. Il tuo figliuolo che è benedetto ed in eterno. Amen, amen. Gloria al Signore, fratelli e sorelle. Alleluia. Grazie a Dio per questo tempo. Siamo stati insieme in attesa di essere insieme ancora fisicamente. Non sappiamo quanto ancora si prolungherà questo tempo, questo divieto, ma sappiate una cosa, vi voglio bene, vi amo nell'amore del Signore. Alleluia, pregate per me, io prego per voi, preghiamo gli uni per gli altri e voglio dirti, fortificati, Chiesa del Signore, in Cristo Gesù. Pace, Dio ci benedica.